siamo, buongiorno a tutti. Vai. Allora, grande puntata. Madonna, no, ci sono degli ospiti in attesa, li hanno incuffiati al volo. Tipo i meccanici ai box della Ferrari. Sì, ma loro. Allora, intanto abbiamo Cirri e Solibello che ci devono, perché oggi avevamo due ospiti e non ci sono, ce ne sono altri. Abbiamo Cirri e Solibello. Ecco Caterpillar, vai. Buongiorno. Allora, ricordandovi che se chiamate Canale 5 allo 05180 60 potrete acquistare un materasso da Zio Mastrota, che noi dovete sapere che non so, da un po' di tempo che noi mettiamo Canale 5 e commentiamo quello che vuoi, perché è una bella rete, devo dire. È un materasso. Giustamente. Tra l'altro abbiamo un pubblico che oggi neanche il prezzo è giusto dei tempi quelli di Iva Zanicchi ce l'ha. Tra l'altro noi abbiamo provvisto tutto il pubblico di targhette col nome. Perché allora ditemi. Noi abbiamo fatto la brutta figura giovedì siamo venuti senza portare senza regali, dei doni, un dolce. E che mi avete portato? Abbiamo portato Va che caso e l'album di Caterpillar, l'ultimo uscito, numero. Casualmente. Posso dire a Natale non se ne può più. Adesso c'è un ospite lì che già con la testa fa scuote la testa. Ci tenevamo che non sembri una cosa pubblicitaria. No, non è una cosa pubblicitaria. Ve ne abbiamo portate uno solo, se voi lo masterizzate ne date uno a Baldini e uno al dottor Grasso. E noi masterizzeremo sicuro, perché abbiamo anche il nostro amico Abdul a cui noi dobbiamo dare credito, che sta qui sotto. Anche Ciro uguale. Allora, grazie ragazzi, noi veramente perché ce lo siamo dimenticati giovedì. Ne faremo buon uso. Fatene delle copie. Dovreste regalarne uno a Vespa, se riuscite a beccarlo, perché adesso non è più ferie. Sai che secondo me fra un po' lo vediamo. Compare a fianco a Mastrota col libro. Anzi, ora Mastrota aprirà il materasso. Guardate cosa c'è dentro. E c'è l'ho visto ieri sera, era ospite nei film porno che danno negli alberghi. Quelli via cavo. Sai quelli che tu digiti il numero della stanza così, no? Che prima della Cremonesi paga più. Cosa c'entro io? Perché è vero. Tirare dentro a me. Perché non lo dici? Però su questo, Fiorello, gli inviati di Caterpillar hanno una tradizione. In questo senso c'è una tecnica che usano di solito nelle stanze di albergo. Si fa il numero sul telecomando del film hard, poi si chiama subito la reception per dire: scusi, ho sbagliato, è scattata questa cosa, è orribile, non la voglio, cancellatemela. Loro dicono: ma non possiamo. Dice: vabbè, allora non accreditatemela. E così non spengono. Però uno se lo vede lo stesso. Questo lo faremo. Allora, grazie. Volevo ringraziare Caterpillar e invitare all'ascolto alle 18. Di chi parlerete di TAV oggi? Oggi non solo, perché ci sarà anche l'annuncio della vendita dell'auto del dottor Cirri. Che auto è? È una vecchia Polar. Quanti chilometri? 160.000. 051 80 60. E avremo anche il dottor Di Bella che canta l'addio al panettone. Antonio Di Bella, direttore del TG3, che è stato da voi. Antonio Di Bella canta, che è una roba. Ogni lunedì fa il brasiliano. Noi abbiamo fatto una cordata, vi chiediamo l'adesione per portarlo l'anno prossimo al Sanremo al Dopo Festival. Potrebbe essere all'altezza, quindi devo dire che sono arrivati gli ospiti di oggi. Ciao. Allora, grazie ragazzi, grazie a Caterpillar. Ciao ragazzi. Siamo comunisti qua, Di Bella, Cirri, Solibello, Radio Popolare. Ormai. Evviva! Arriva il capo adesso. Sono arrivati gli ospiti, ma li presentiamo dopo gli ospiti. Ecco, ciao, come stai? Ciao, ti ho visto ieri su Sky, sai? Sì. Tu sempre lo stesso programma, però da 3 mesi che vedo. Sky, Stella Sky. Allora, attenzione, sigla! Presenta Hit Parade! Give it to the band! Ci siamo! Inizia Viva Radio 2 anche oggi da Milano! Corso Sempione. Allora,
mi sono permesso di attaccare una cicca sotto appunto il banco regia, ma sotto gli occhi di Sergio Valsania. A Roma la scrivania è una Big Bubble gigante. Peccato che siamo in radio, che sennò guarda. Sì. Ma che schifo. Allora intanto diciamo che abbiamo 3 ospiti oggi. Allora, un ospite particolare perché molto lo presento subito, che è Aldo Grasso del Corriere della Sera, noto critico televisivo, radiofonico anche all'occasione. Come sta, dottor Grasso? Devo essere sincero, lei era stato invitato così per assistere al programma, però forse i tecnici non l'avevano capito. Lei cercava un posto, allora l'hanno visto, l'hanno messo davanti al microfono, gli hanno piazzato le cuffie, ma lui voleva solo vedere così quello. Vero, dottor Grasso? Verissimo. Però visto che ormai c'è. Tra l'altro, lei è stato anche direttore di Radio Rai, vero? Delle 3, tutte e 3 insieme. Sì, e non mi facevano entrare giù. Anche lui non lo fa entrare. Questa diciamola sta cosa, perché per entrare in Rai veramente è difficilissimo, perché devi fare documenti, analisi del sangue, tutto, urine, devi fare l'orinocultura, perché loro ci tengono, non si sa mai, e quindi passano un quarto d'ora. Poi c'è una lista di buoni e di cattivi. Lei secondo inserito... lei che lista sono? Quella dei cattivi, devo dire che lei è cattivo? Sono buono come il pane. Diciamo che è sincero delle volte, no? Dice delle cose, scrive delle cose. Fin troppo. Ha ricevuto querele, vero? Parecchie. Ma quello fa parte del gioco. Ah sì? Ma queste querele poi vanno avanti? No, deve fare i processi? Quando inizia un programma importante fanno subito una querela, poi alla fine del programma la querela cessa, giusto? Lei Io direi subito chi è. Una sempre, sai chi l'ha querelato? No. Lo diciamo? Si può dire? Dai, me lo faccia dire, è carino. Chi è? È sono carino. talmente tanti che... Vabbè, uno più... Dai, è lento. No, ma Adriano no. Non è lenta. Stiamo trovando, aspetta, lì c'è il tecnico. No, qui non si tocca niente, solo i tecnici possono toccare delle cose. È stato che tuo? T'ammazzo adesso. State sentendo queste due voci? Le sentite? Sì, arrivano parlate tra di voi. Eccoci qua, ciao. No, però lui non ci hanno chiesto niente all'ingresso. Noi niente, a me mi ha sparato a un piede direttamente. Vabbè, ha detto oggi per andare al Ferrari non serve niente. Sì, è vero, c'è il tornello aperto. C'è il tornello come allo stadio. Ma davvero? Ma sentite queste voci, non sembrano strane? Arriviamo dall'altra parte della strada e per quello soltanto c'è un'interferenza che si inserisce nell'antenna vostra. Che strano. Radio DJ. Linus, direttore operativo, direttore, artistico, il Valsania di Radio DJ. Linus Nicola Savino, come disse Costanzo Show, pensate, l'unica volta invitato al Costanzo Show Nicola Savino anni fa, la prima volta misero la bomba, il giorno della bomba. Il giorno della bomba tu eri ospite. Sei interrogato dalla Digo. Ma lei come mai? Ti hanno interrogato? Beh, un minimo, 2 domande me l'hanno fatte. Lei di cosa si è accorto? Di niente, ero già all'aeroporto quando è esplosa la bomba, quindi per cui bella. Ma Costanzo la racconta sempre che ma dov'è Cremonese? È là, perché Costanzo ogni volta che inizia a parlare c'ha la musica sua che parte. Stavo lì a sentire questa esplosione, gli ho detto K. Come non riesce lui. Le S sono finite. Stavo cercando Baldini, non è che l'hai visto? Allora, Marco Baldini ciao, Marco, scusa. Allora, sono un po' defilato. Sappiate che oggi è al 13° posto vuoi mettere? dei libri, hai capito? Signor Grasso, lei che ne pensa? Ecco, arrivederci Roma. Visto da Berti. Da chi? Da Berti, Batti e ribatti. È vero. Che ne pensa? Cosa può dire? Se uno va lì, Già. è proprio... Arrivederci, Ma lei grazie. sta dicendo di È alla Batti canna Ribatti del o di gas. Ma sta parlando di Batti Ribatti o di Baldini? Di tutte e No, due. tutte e due. Poi alla fine gli ha detto, come dice Euripide, chi va al mugnaio col mugnaio si infarina. Quello è di Ballani. Anche Ballani. Quello gli hai detto tu chi va l'ha letta lui sul libro. Perché Euripide era il manager di Ballani. Addirittura. E Ballani ricicla poi le frasi. Ragazzi, voi come
Siete mai entrati in Rai, cioè in Radio Rai? Sì, adesso Nicola mentre giravamo per i corridoi dice: no, guarda, questa porta qua sono venuto 100 volte, no? Questa porta qua non ci ho fatto un sacco di cose. Ho avuto frequentazioni comunque. Sai che lui va un po' dappertutto, no? Però vedi questi scambi culturali, dicevo prima ad Aldo Grasso, tra radio DJ e radio gemellaggi. Perché le radio dovete sapere che tra di loro c'è odio, un po'. Ma non è vero, secondo me. No. Sai cosa c'è, Fiore? Tra le radio private in particolare c'è una specie di peccato originale, nel senso che la maggior parte delle radio private sono nate nello stesso periodo da un piccolo gruppo di persone che ancora adesso in qualche modo è quello che le governa, e quindi quelle persone fanno risalire a quell'epoca i loro rancori personali. Infatti con tutti quelli arrivati dopo questo tipo di problema assolutamente non esiste, quindi noi ci dimentichiamo delle nostre radici e ci gemelliamo volentieri con tutti. Avete letto Vanity Fair questa settimana? No, c'era un'intervista con Saddam Hussein, ho visto l'intervista con Saddam Hussein. Come? Ma gli hanno spiegato che l'Iraq è caduto. Purtroppo a me viene troppo da ridere, io non riesco a mettere bocca su queste cose qua. Anche sentito cosa ha detto? Cosa ha detto? A me no. Beh, era un bell'articolo, visto che voi avete rancore con. No, io non ho nessun rancore, c'era soltanto lui, ma c'erano gli invidiosi. Certo, chiamarlo in diretta sarebbe bello. No, non mi permetterei mai, sai che noi. Sarò l'ultimo degli idioti, ma mi dite di chi state parlando? Sì, infatti, alla gente non gliene frega niente. Certo, che sono cose nostre che. Si parlava di Claudio Cecchetto. Ho capito. Che ha fatto un'intervista. Sì. Mi piace Aldo Grasso perché Aldo Grasso parla poco, però dice tutto. Però sa tutto. Con le mani e con gli occhi. Soprattutto fotografa, e domani sul Corriere. No, che mica sta a pensare. C'è altro da pensare in questo momento sul Corriere della Sera. Esatto. Che c'è oggi sul Corriere della Sera? Cosa c'era oggi? A proposito, scusi, di Corriere della Sera, sentivo il vostro programma voi oggi che avete fatto un liscio e busso al Corriere della Sera. No, mi sono permesso di riprendere una giornalista che si chiama Sandra Cesarale, che peraltro conosco ed è anche carina. Aldo Grasso lo sa, com'è Sandra Cesarale? Perché credo sia stata più realista del re, nel senso che da quando il Corriere della Sera ha una radio sembra che le altre radio siano sparite nel nulla, ed è una cosa stupida questa, perché io per radio quando leggo una notizia dal Corriere dico come dice il Corriere, giusto? Allora, come dice Repubblica. Come dice Sandra Cesarale, alla quale vogliamo tanto bene, ha fatto un pezzo su questa compilation di brani di Natale composti dagli Elio e le Storie Tese per la nostra radio, di cui non dirò più il nome, e questa compilation è al numero 1 delle compilation più scaricate. Ma dai. Lei ci ha fatto un pezzo non dicendo mai in tutto il pezzo Radio DJ, che è una cosa stupida secondo me, ma più realisti del re, solo questo. Può rispondere al Aldo Grasso risponde. Siamo terroni. Se arrabbiate per così poco. No, ma era scherzosa la cosa. Oggi è una puntata speciale. Sì, è proprio. No, però c'è un mistero su Linus. Aiuto. Attenzione. Dove cerchiamo di risolvere. Allora, quando si ha bisogno sui giornali parlano della radio, mettono sempre un apparecchio degli anni 30, non si capisce bene perché, insomma, la radio è quella lì. Però quando parlano di giovani, che c'è una compilation, una collana di libri per giovani, eccetera, chi mettono? Linus. Lei dice come se fosse eternamente giovane. Ventenne. Effettivamente, mi permetta, dottor Grasso, la foto del Corriere correlata all'articolo in cui si parla di Linus, qualsiasi esso mi sia, rappresenta da giovane. Effettivamente è quella di 20 anni fa, quindi per il lettore è giovane. Lui è giovane. Ha i capelli letteralmente giovane. Ha i capelli tutti neri. Noi invece qua abbiamo superato, perché io e Baldini siamo proprio vecchi, però siamo 46, siamo proprio dichiaratamente, ma anche musicalmente. Guarda, se io dico a Cremonesi fai qualcosa, guarda che cosa te fa. Ecco. Hai visto? Cancro. Non lo so, cos'è. Ariete. Sai cos'è la cosa bella? Prima del programma dico Cremonesi, proviamo un pochino di cose, vediamo questa. Poi io dico fai qualcosa e mi aspetto che lui faccia una di quelle cose che noi abbiamo provato. Nulla, ha fatto Vecchia Romagna e etichetta nera. No, io non lo so, ma veramente fai sentire quanto sei bravo. Anni 80. Anni 80? Sai qualcosa di anni 80? Ecco, deve alzarsi, preparare. Happy Children di P-Lion. Happy Children di P-Lion. Bravo, P-Lion. Fa il carrozziere, ora cosa fa? Non si sa. Ragazzi, c'è Beautiful, ma ci entro dopo. Perché io entro in Beautiful. Sì, ormai. Guarda, noi entriamo nei dialoghi di Beautiful. Però i radioascoltatori, accendete la televisione, 3, 2, 1, non sappiamo cosa dicono. 3, 2, 1, via. Lo spero anch'io, avrò avuto modo di guardarsi dentro
È tutto così triste. Ridge ha appena scoperto che Taylor è ancora viva e ora sarà costretto. Costretto a scegliere tra Taylor e Brooke, già. Certo che è costretto a scegliere tra te e Brooke, non lo sai? Lo sa, Eric, detto tra noi. Per quanto sia eccitata nell'aver ritrovato Taylor, non posso evitare di fare il tifo per Brooke. Specialmente dopo tutto quello che lei e Ridge hanno dovuto superare per poter stare insieme. Mi fai parlare anche a me adesso? Grazie. Hai dei periodi troppo lunghi. È molto carino da parte. Vogliamo mettere dei punti e delle virgole? Ah, eccola. Lo so. Non sai un bel niente. Fatti coraggio. Coraggio di che? Coraggio di che? Vabbè. Lo sai, Taylor è una donna, ma non è vero. Lo sanno tutti che si è operata. Vogliamo parlarne adesso? Su, dimmi cosa c'è. No, non Il te lo bilancio dico. trimestrale di vendita. Purtroppo la linea ingenua continua a perdere, mentre Brooke, ti sta chiamando Brooke. linea Brooke, girati. Brooke. Non devi darti un contegno con me. Spogliati e basta. Il toscano, il toscano. Posso dire che questa roba la facevamo con Fiorello alle tipo 3:30, 4 di In notte, albergo, dopo sì. le serate in albergo. Sì. Più era scalcinato l'albergo, cioè E più ci passavamo, pensa io e lui, di notte a doppiare. cioè lì era diverso il lavoro, era volume 0. Allora Sì. tu prenditi il pelato e io facevo il pelato. Io Io mi prendo prendo la bionda e però andava così. con Ovviamente, parolacce. dicendo la verità, non eravamo in condizioni psichiche. Psicofisiche. Effettivamente sì. Dunque, Non bisogna col senno fare di poi, col senno di poi, perché veramente a quei eravamo giovani, Altri ci fumavamo tempi, i copertoni della macchina Sì, anche credo quando correva. Beh, scusate, noi ci abbiamo degli impegni. Sì, dovremmo sì, anche- perché abbiamo un problema. Ci potreste anche aiutare, anche lei, dottor Grasso, perché c'è sono un qui per personaggio un che non signore, ha memoria. che purtroppo ha perso la memoria. Noi stiamo cercando di aiutarlo in ogni modo a recuperare la memoria, ma tu sicuramente sentendo la voce forse riuscirai. Mi ricordo, no, dici. scusate, leggo delle notizie, sono arrivate scarpe cinesi con coloranti, avete visto Sì, sul sì, giornale? sì. Allora è uscita lì scarpe cinesi con coloranti pericolosi, la denuncia di una mamma dopo aver trovato una scarpa nel latte di suo figlio. Roba davanti. Questa non la dico neanche, c'è scritto Bono è stato considerato il personaggio più buono dell'anno, Zucchero il più dolce. Gino e Michele, prendici. Prendilo. Dica, dottore. No, ci sono due persone che oggi se la sono presa col Corriere della Sera. Chi? Una è Linus e l'altro è lo smemorato. Perché? Non ha letto. non hai letto No, la non l'ho prima letto. pagina. Dove? Lo No, smemorato. non l'ho letto, adesso lo Lo leggerò. smemorato se l'è presa col Corriere. Sì. Allora proviamo a sentire se c'è a casa, se qualcuno. Li abbiamo trovato a Cologno, per questo si chiama lo smemorato di Cologno. Pronto, scusate? Sì, smemorato, Sentivo, buongiorno. ma io con chi me la sarei presa? È con il Corriere della Sera. Quando? Oggi penso. Oggi. Purtroppo non me lo ricordo. Ah no? Già, lei è smemorato, giustamente. Senta, ma come va la sua memoria? La mia? Memoria. Mi faccia ricordare. Abbiamo un capito. attimo. Siamo in alto mare. Senta, com'è andato il weekend? Dai, Guarda, andiamo. sono stato a Torino E come mai è andato a Torino? perché sono andato a fare una gita con dei ragazzi che ho conosciuto, molto simpatici. Beh, la gita com'è andata? Scusa. È andata bene, ma al ritorno purtroppo in treno è successa una cosa spiacevole. Cioè? C'è stata C'è stata? una rissa sul treno. Ma scusi, ci è andato sabato. però. Esatto, ma come fa a sapere? Ma non mi dica che era sul treno in cui c'è stata l'aggressione a Borghezio. Non lo so, c'era un omino con gli occhiali che insisteva per legare qualcosa e continuava a gridare lega ai ragazzi Certo, giustamente. che erano con me. Senta, lei allora ha assistito all'aggressione, ci racconti un po', dai. Così. Niente, allora eravamo appena tornati dalla manifestazione. Sì, è andato in manifestazione lei. Un attimo che si deve ricordare di rispondere, che delle volte non si ricorda di rispondere. Assolutamente sì. Allora, Sono assolutamente contrario all'alta velocità. Ieri sono anche andato a Genova a bloccare il tedofono con la fiamma olimpica, al grido di boicotta la Coca-Cola. Poi per protesta li ho pagati con la loro stessa moneta. Cioè? Ho bevuto la Coca-Cola e ho spento la fiamma olimpica con un russo. insomma, se ho capito bene, lei è un no global. Pronto? Eccolo là. Smemorato?
Ha perso ancora la memoria? Scusi, però lei si contraddice un po', è schizofrenico, si comporta in un modo, la pensa in un altro. Comunque via, ci dica com'è andata poi sul treno con Borghezio. Dai. Guardi, il treno era affolato, noi eravamo una cinquantina, io ero in mezzo al gruppo e sento questo signore che gridava Lega ai ragazzi, ma non riuscivo a vederlo, allora mi sono fatto prendere sulle spalle da uno dei ragazzi, quando quello mi ha visto mi ha gridato cavaliere, venga con me, noi ce l'abbiamo duro. Gli ho detto ma perché mi ha preso? Sono partito di capoccia sul naso e poi i ragazzi mi hanno seguito. Quindi è stato lei era il capo dell'aggressione. Ma certo, sono un capopopolo, sono un leader carismatico. Vabbè, ma avete esagerato, scusi. Sai com'è? Sono ragazzi. Come ragazzi? Lo voleva buttare giù dal treno, scusi. Ma non mi consenta, questa è disinformazione. Chi lo voleva buttare giù dal treno era il controllore perché lo ha beccato senza biglietto. Ma come? Dai, Borghezio senza biglietto. In realtà ce l'aveva, ma nella rissa gliel'ho fregato io dalla tasca. Certo. Perché ne ero sprovveduto. Un piccolo esproprio proletario, insomma. Insomma, se lo lasci dire, lei è proprio un comunista, via. Pronto? Eccola, grazie allo smemorato. Questa è una canzone. Senti questa, Linus. Così magari voi che siete giovani, radio giovane. Questa vede che siete troppo giovane per come me. No, è una cover. Amava i Beatles e Rolling Stones. Girava il mondo, veniva dagli Stati Uniti d'America. Non era bello ma accanto a sé aveva 1000 donne se cantava Help o Ticket to Ride o Lady J o Yesterday, Day Day, Day Day, Day Day, Day Day, Day Day, Day Day, Day Day. C'era un ragazzo che come me amava i Beatles e Rolling Stones, girava il mondo, veniva dagli Stati Uniti d'America. Non era bello ma accanto a sé aveva 1000 donne se cantava Help o Ticket to Ride o Lady Jane o Yesterday. Cantava viva la libertà ma ricevette una lettera, la sua capitana mi regalò, fu richiamato in America. Allora noi i dischi li facciamo durare dai 2 ai 3 secondi. Dai 2 ai 3 secondi, basta, cioè così finito. li facciamo durare. Volevamo salutare anche il trio Medusa che è qua da qualche parte, eccoli là, bravi, calmi, tranquilli. Voi, perché il trio Medusa, esempio, quelli del trio Medusa sono ex di Radio 2. Sì, hanno lavorato anche qua. Sì. Hanno lavorato anche. Poi li avete presi voi, come mai li avete presi? Per disintossicarli. Era un rigore a porta vuota. Barzania in cassa e porta a casa. C'è qualcuno del trio che parla? No, purtroppo il microfono è spento. Un attimo, se urli ti sentiamo. Devi aspettare, vai. Eccoci, ti sentiamo. Si sente? Sì. Eccoci qua. Non abbiamo firmato liberatorie, direttore? Cioè, noi stiamo parlando qua su Radio 2, sai che abbiamo di questo precedente. No? L'altra volta quando siamo venuti a trovarti e tu ci hai detto dite qualcosa, abbiamo detto ciao e immediatamente è arrivato uno con un foglio, firmate qua se no ci fate causa. È vero, succede. Tra l'altro a questo proposito è successa una cosa, signor Grasso, è arrivata una diffida dalla Rai a Italia 1 perché io e Baudo quando andai a Domenica Inni facemmo Italia 1 e allora io dissi in diretta Rai 1 vediamo se avete il coraggio di mandarlo, giustamente Tiraboschi l'ha preso subito, l'ha messo lì e detto lo mando subito, lo mandate in onda e la Rai subito, ma dai, perché? Ma si può fare, gli faceva pubblicità. Io sono d'accordo a mandarlo in onda. Si può fare di tutto in Italia, non esiste legge. Da questo punto di vista. Da questo punto di vista non esiste. Cioè, se lei in America usasse 30 secondi di un programma di un'altra rete, il giorno dopo agli avvocati sotto casa, polizie e tutto. In Italia invece c'è questa convenzione che è il diritto di cronaca. Quei famosi 3 minuti che si se dicono. No, Blob, Striscia la notizia non potrebbero esistere. E lei che è d'accordo? D'accordo. Tanto la legge è molto elastica. Ma è convenzione o è circonvenzione? È tutte e due. No, secondo me è convenzione, perché io avendo fatto alcuni programmi come autore, quando chiedo di utilizzare un pezzo di un altro programma, il mio produttore 9 su 10 mi dice sì, Blob e Striscia possono farlo, tu no. E perché questo? Perché così che sei basso. Vogliamo sapere perché? Perché vogliamo sapere? Se fanno figli affiliati. Perché in realtà loro amabilmente se ne fregano questi due
due che abbiamo citato. Cioè lo fanno e poi che succeda quel che succeda. Querele, cose, tanto poi alla fine non succedono. Va a finire attestato. Perché tanto Blob è tutto così, no? Quindi è un'anomalia. È un programma fatto. Attenzione. Anza. Giuliano Ferrara, questo è sul Corriere, scrive una critica televisiva sul Corriere della Sera. Il direttore Paolo Mieli dichiara: è un falso grasso. Questa non è male. Questa è bella. Veramente, Gino e Michele, dateci un capitolo su. Sì, proprio, le formiche. Noi stiamo facendo questo appello tutti i giorni. Insomma, è strano avervi qui perché noi abbiamo cominciato. No, cioè io ho cominciato. Quando ho cominciato già Linus aveva 40 avevo già anni. i capelli bianchi. E vi ricordate quando io arrivai? Io mi ricordo tutto. Quando arrivai, qual era il mio problema? Ma ne avevi vari problemi. Da quale cominciamo? Dalle scarpe. Che si possono raccontare. Dalle scarpe. Io mi ricordo una cosa meravigliosa. Dalle scarpe. Noi passavamo l'estate a Riccione. Io lo faccio ancora adesso per motivi familiari. Non esagerare. Per motivi professionali. No. E c'era questo albergo che ai tempi era un bel albergo. Il Boemia, che era nuovo, era avuto un paio d'anni, un po' fighetto. Insomma, ci andavamo noi e i calciatori, pensa quanto era bello. e Claudio mi dà il compito di portare Fiorello appunto al mare. Claudio chi? Claudio quello di prima. Cecchetto. Okay. Io lo trasporto sulla mia macchina, insomma arriviamo lì e lui arriva con questa valigia chiusa con i vestiti che si uscivano fuori, con gli abiti che uscivano, scalzo perché non usavo scarpe, senza documenti, perché non praticamente non aveva i documenti perché spieghiamo, venivi da 11 anni di villaggio, quindi documenti non servivano né soldi né documenti. No, io ricordo più bello che ho di Fiorello, però ero proprio naif, pagava con le palline del villaggio. Io ne ho una poi, se me la fate dire perché me la ricordo più bello che ho è di quando tu hai iniziato ad avere così una piccola attività da serataro e quindi lì si guadagnano i soldi in contanti, no? Adesso vorrei salutare San Germinario, allora, la provincia di Siena, eccolo là dietro. Dai. E allora io me lo ricordo perché ti pagano in contanti, c'è questa usanza, si fa fattura, tutto regolare. Ma ti pagano in contanti? Sì, anche lei. Non ora, perché ora per carità, però ti pagano in contanti per le piccole spese. Lui andava in banca, nella banca di fronte a Cosa Sempione, con i soldi si può fare. Sì. Questi li hai già usati? No. Vabbè così vicino alla bocca sì. Questi erano i soldi in contanti che Fiorello scalzo buttava alla cassiera e lei doveva fare la distinta, non nel senso del comportamento ma del versamento. Ma non capivo niente di nulla. Cioè, un giorno ad Amadeus quello che volevo raccontare io ma io lo dissi seriamente. Cos'è che Amadeus, tu hai la banca quella in Corso Sempione, quella di fronte alla... Ascolta, ho finito il libretto degli assegni, mi presti un foglio dei tuoi? Tanto ci metto la mia firma. Aspetta, gliel'ho chiesto anch'io a Lino. Esatto, la stessa cosa me l'ha detta poi Baldini a me. Però io ero serio. Ma questa è rimasta mitica. Sai cos'è? Ero talmente convinto, serio, perché ero veramente serio. Tanto vale la firma. Amadeus mi guardava con l'espressione di quando sta per entrare la scossa. Però vale la firma, perché il mitico Lauro, quello Achille Lauro, eccetera, in vita sua si vantava di firmare gli assegni su un pezzo di carta normale solo con la sua firma. Ma dai. E glieli cambiavano. E glieli davano. Caspita. Ci ho provato anch'io un paio. Devo dire che il famoso assegno in bianco. Sì, esatto. I famosi assegni in bianco di Baldini sono veramente. No, più che in bianco erano cabrio. Spider. Basta andare al Bar Sempione. Quella diciamo, è una lunga storia. Il Bar Sempione è la cosa del Bar Sempione, che nessuno di noi può andare al Bar Sempione. Perché no, perché appena il amico di Baldini perché tu l'hai aiutato, vedi 100 milioni. Ma dove? Quando? Sì, 30 gliene dico. Ma dove? Non esiste. Li ha già presi con gli interessi. Senti, andiamo a Cuba. Attenzione radio, Guglielmo Marconi dichiara. Già ai miei tempi l'unico che sapeva parlare con i giovani era Linus. Conosco l'autore di questa battuta e non è più mio amico. Senti, ma il buon Dirisio chiamiamo Cuba, dai. Sì, Minali noi facciamo dei collegamenti con Cuba, dove c'è Gianni Minacchi. Sì, ma io volevo fare qualcosa con Cremonesi, se no dai. Allora mettiamo una canzone. Abbiamo fatto una canzone per prova ieri, una specie di Alba Chiara. L'abbiamo registrata per una prova. Con il coro degli eunuchi? Sì, c'è il coro degli eunuchi che sono loro. Ed è una versione di Alba Chiara strana che abbiamo registrato stamattina. Sentila un po'. Sentila. Spiri piano per non fare rumore. Un po' nero per caso, un po'. Svegli col sole. Si chiara come McFerrin. Anche un po'. Si fresca come l'aria. Gospel. Diventi rosa se qualcuno ti guarda, sei patasca quando sei assorta nei tuoi pensieri, nei tuoi problemi.
vesti spogliatamente, non metti mai niente che possa attirare attenzione. Un particolare, solo per farti guardare. E con la faccia pulita cammini per strada mangiando una mela, coi libri di scuola, ti piace studiare, non te ne devi vergognare. E quando guardi con quegli occhi grandi, forse un po' troppo sinceri, si vede quello che pensi, quello che sogni. One time. E qualche volta fai pensieri strani, con una mano di sfiori, tu sola dentro la stanza e tutto il mondo fuori. Respiri piano per non fare rumore, caso metti di sera ti risvegli col sole. Sì, va bene. Vediamo pubblicità meravigliose. C'era Ida Jespica che faceva una pubblicità di una marca che non diciamo, però era Coco Nuda. Allora ditelo. Coco vestita non sarebbe mai. Infatti molti hanno protestato perché doveva essere poco nuda. Invece Coco Nuda. Veramente, guarda. Vabbè, Cuba? Sì, sei fissato da mezz'ora sto Cuba. Sì. Andiamo a fare Cuba perché senti il numero, dai. Oh, sentiamo è lungo il numero perché dovete chiamare Cuba. Esatto, Già. Adesso. Forza. E poi lui parla mentre c'è il numero perché Minà, buongiorno, è la radio. Sì. Un attimo solo. Allora, carta, forbice, pietra. No, Fidele, la carta non batte la forbice, è inutile che ti incazzi. Allora, questa ancora. Le regole sono precise, non puoi cambiare le forbici e pietra con falce e martello. Allora siamo 6-0, tu continui a giocare con Teofilo mentre io rispondo al telefono. Pronto? È la radio che sta facendo, Minà? Stavo ultimando il mio documentario sull'impatto ambientalistico delle grandi opere cubane. Abbiamo sentito. Senta, Cuba ormai è la sua dimora. Cuba la scoprì nei favolosi anni 60 grazie a Licio Gelli che veniva qui nei Caraibi per ubriacarsi come una cucuzza. Ricordo che uscivamo sempre in coppia, ogni sera si andava a donne e ci si ubriacava regolarmente con la bevanda preferita da Licio. Il Pampero. Certo. E fu in onore del magnifico rum dei Caraibi che fondò un'associazione che si chiamava P2. Addirittura. Infatti la P stava per Pampero, mentre 2 erano i litri che bevevamo ogni giorno. Senta, ma come trascorrevate le giornate in quel periodo? Eravamo un gruppo felice, eravamo io, Fidel, Cumpai Secundo, Paco Pegna, Cassius Clay, Aligi Sassu, Martina Donna, Moses Malone, Rino Marchesi, Frank Zappa, Osvaldo Ardiles, Gino Vannelli, Fassbinder, i Bagos, Michi Rooney e Sergio Zauli. Vabbè, senta, che facevate? Ma rammento si faceva un gioco innocente, si intitolava L'Allegro Chirurgo Cubano. Bello, come funzionava l'Allegro Chirurgo Era cubano? semplice, si prendeva un tranquillo pensionato cubano e lo si drogava con del pampero e anestetico. Non appena l'anziano perdeva i sensi, Teofilo Stevenson lo prendeva di peso e lo portava di corsa alla clinica chirurgica estetica di Varadero. E che succedeva poi? Era allora che il simpatico pensionato veniva legato al tavolo operatorio e gli si impiantava un seno al silicone. Bravi. 8ª misura extra large. Non appena il malcapitato riprendeva conoscenza, si rendeva conto quasi subito della sua situazione. Così era costretto, per poter ritornare dai suoi, a mettere le tette dentro una carriola e spingerla fino a casa. Il tutto ovviamente fra l'ilarità generale. Certo, senta, ma il tempo va portato a più miti consigli, spero. Certo. Come? Certo, ora siamo rimasti in pochi, siamo sempre io, Fidel, Paco Pegna, Sotomayor, il Pipe de Oro, Gordillo, Greg Lemond, Paolo Bertolucci, Grobelar, Ken Rosewall, Tony Banks, Romina Mondello, gli Yes, Pedrigno e Luanor, Joe Montana, Furiac, i Level 42. Soprattutto veniva spesso Cuciuffo, me lo ricordate? Libero della Nazionale Argentina di Calcio l'86, Clarissa Bart. Vabbè, che non manca mai. E ormai facciamo dei giochi innocenti del tipo ruba il carburante per il ritorno dallo shuttle prima del decollo. Ecco una cosina. Urla squarciagola, stiamo precipitando mentre tutti dormono in aereo. Ecco, Robina, insomma. O soprattutto firma la grazia del condannato a morte con l'inchiostro simpatico. Che è il massimo della cattiveria. Viva Cuba e viva il Pampero. Grazie Minà. Rieccoci ancora con Nicola Savino, ma vogliamo sentire cosa succede in questo momento a Radio DJ? Si può sentire, vediamo, perché tu devi controllare.
Che ore sono? Ecco, sentite cosa c'è. C'è mio fratello adesso. C'è suo fratello, gioca in casa. Chi è questo pezzo? È roba che mette lui, quindi. Secondo me no, l'abbiamo messa anche noi, Roy Xop. Secondo me è Roy, può essere, fa sentire bene. È un gruppo scandinavi. Guarda Valsania, guarda la faccia di Valsania. Bene, quella che state ascoltando su Radio 2, Radio DJ. No, speriamo. Ma scusa, possiamo fare un gioco? Cioè? Tu adesso col telefonino chiami Albertino, giusto? E dici Albertino, guarda, in questo momento ti stiamo ascoltando, così lui sa che noi lo stiamo ascoltando e ci salutiamo. Ci parliamo e ci rispondiamo. Bello, si potrebbe fare, Beh, non è difficilissimo, no, si possono fare cose più complicate del 2000. Basta chiamare, è saltato Canale 5, ragazzi. Morto. O l'hanno levato, perché o l'hanno levato. Attenzione, vediamo se abbiamo qualche attenzione ansia. Per aiutare Baldini, Linus si è venduto pure la coperta. Vabbè, al periodo però. Diciamo che ci è andato vicino al periodo. Una cortesia, sì. Una cortesia. Quando voi fate le radiopromozioni, no? Le registrate? Allora c'è una regola, sai che io sono quello che deve fare le regole e poi farle rispettare, anche rispettarle in prima persona, perché io sono giocatore e allenatore, quindi la regola anche da noi vorrebbe che fossero registrate per due motivi: uno, perché rispecchino esattamente il contenuto, due, perché durino quello che devono durare, altrimenti si sbraga e diventano 40-50. Dopodiché noi le facciamo in diretta, durano sempre 3 volte. Non ne frega niente. Le fate in diretta? Sì. E noi non possiamo. Purtroppo lui deve registrare. Ragazzi, sono io che faccio. Tra l'altro lui è bravissimo, che fa delle radiopromozioni che io e Bozzi la gente va su internet e se le va a risentire. Se le scarica. C'è una bellissima che fa sulle arance, hanno chiamato delle arance col nome di mia madre, Rosaria, e non. Il prodotto non vende niente, però. Cosa? Della telepromozione. Senta, signor Grasso, mi scusi. Lei che se ne intende di televisione, ma secondo lei Baldini, eccoci, televisivamente potrebbe fare qualcosa, secondo lei? Vedo che scuote la testa, non è un bel segno. Non è un bel segno. Qui. Cioè, non è un buon segno. Non risponde neanche. Si è già bruciato, no? Ah, ecco. Dove? Quando? Non me ne sono mai accorto, me lo dica, per favore. Si è già bruciato. Un po' di TV l'ha già fatta. Ma no, poca. Zero. Però è bastata. Ha fatto su Rai 3 il circo programma col circo. Ma lì era per finta, non era davvero. Sì, ma oggi è difficile, insomma, televisione oggi. Anche voi ragazzi, voi avete fatto il canale, prima TV DJ, poi non avete più. Beh, quello abbiamo smesso di seguirlo, di farlo in maniera seria, perché per fare la televisione sul satellite ci vogliono gli stessi soldi che sui canali terrestri. Beh, il programma, quando uno lo guarda, sai, non si pone il problema di quanti utenti tu hai e di quanto fatturato raccogli. Quello che uno si aspetta da casa è sempre una cosa che abbia certi numeri e certi valori. Una TV giovane. Una TV giovane. Con la foto e la verità è che dopo 3 mesi abbiamo finito i soldi. Questo è quindi praticamente. No, però Nicola insomma la fai la televisione. Sì, un po' sì. Sì, Sky, un po'. Fai Sky. Bello quel programmino, vero signor Grasso? Lei l'ha visto quello che lui fa con la. L'ha visto ma non l'ha ancora recensito. Non lo faccia, dagli occhi anche no. È meglio delle volte, Ma parlassero una volta di cose che sanno. Mai. No. Questo è noto che non sappiamo nulla. Cioè, non un film che va in onda l'hanno visto, si vede benissimo. Sente questo sì. Infatti è la domanda che mi fanno tutti. Ma tu li hai visti? No, purtroppo le anteprime le fanno di mattina e io di mattina sono in onda. E quindi non le inventi. Io ho fatto in tempo, un anno fa circa, a fare un programma per Rai 2, più o meno in questa sede. Quello dell'Opalla? Sì, e ricevere una discreta recensione da parte del dottor Grasso, la quale però mi ha creato più problemi che non vantaggi, perché in quella stessa recensione se la gratificava me e gratificava un po' meno la persona che era di fianco a me, la quale, pur di non accettare la critica, disse che Grasso era comprato da me. Ah sì? Attenzione! Tutti i giorni. Madonna, ma che mondo. Va bene, adesso noi ci dobbiamo fermare perché chi era? Scusa Linus, chi era signore? È un nome tipo McLaren Williams, uno di quelle squadre di Formula 1. Una scuderia di Formula 1 che adesso non. Sai che non mi viene? Non mi viene neanche a me. Quella italiana rossa. Ferrari. C'è qualcuno che si chiama Ferrari che conduce i programmi? No. Isabella Ferrari. Distretto di polizia. C'è una brava presentatrice che si chiama Paola De Benedetti, però non deve essere quella. No. Com'è come non è? Si è fatto tardi. Non vorremmo dar fastidio. Ragazzi, scusate, nel frattempo abbiamo una cichita e un'arancia rosaria di Baldini. Vai. Senti questa, vedi che bravo. Levante e Medusa Film presentano
Corrono voci che lei abbia una relazione con una sua alunna. No. Buongiorno professore, oggi la vedo particolarmente in forma. Io invece ti vedo particolarmente in panchina, vai. Stanotte ho sognato che mi postevi sul tavolo per 3 ore. Tu per me stai diventando un incubo. Leonardo Pieraccioni. Ecco, ci manca solo che il nome. Che può dare anche l'indirizzo? Ti amo in tutte le lingue del mondo. Un film di Leonardo Pieraccioni. Ci siamo tutti? Da Natale al cinema. Fantastico. Rieccoci. Viva Radio 2. Mi devo togliere le cuffie, Forza, scusa, ragazzi, perché non sento niente in cuffia, Lolli. Forza ragazzi, forza ballate, tutti quanti insieme. Allora, 5, 6. Eccoci, colleghiamo allora con la stanza dove fanno le prove amici di Maria De Filippi. Forza, forza, dateci dentro. Voglio vedere le vostre gambette fare su e giù. Abbassa quella cavolo di musica. Eccoci, questo è lo scenografo, il coreografo. Questo. E che veramente. Allora, ragazzi, allora andatevi a fare la doccia. Ok, tutti. Eccoli. Catello? Che c'è? Tu no. Vieni qua. Ma è caso strano. Cosa c'è? Allora, tu dove credi di andare? A fare la doccia. No. Non prendere iniziative. Certo. Tu no. Scommetto mi vuoi parlare? Sei veramente perspicace. Perché? Perspicace. Che hai detto, scusa? Tu devi rimanere. Lo sai che ieri Chicco Sfondri ancora sto Sfondri che è brutto si è scagliato contro di me per colpa tua e io sto facendo di tutto per proteggerti, ma tu mi delaudi. Mi delaudi? Senti, non mi proteggere che è meglio, va. Catello, io ho deciso che tu sei il mio prediletto. Ovviamente, artisticamente. Nessuno può farmi cambiare idea. Nemmeno Chicco Sfondrini. No, nemmeno Chicco Sfondrini, nemmeno Peppino Cera. Tu devi diventare un vero ballerino. La mia ormai è una missione. Sì, missione impossibile. No. Non lo dico neanche per scherzo. Io tirerò fuori fuori il ballerino che è in te. E lo sai come deve essere un ballerino? No. Devi essere un po' roseo, un po' leggiadro. Devi far uscire il lato femminile che è in te, perché ognuno di noi ha dentro una cosa. Non ridere, Catello, che si sente poi. Capisci? Fallo uscire, fallo. Basta con sto fallo, Va bene. Mi piace a me sto fallo qua. Vieni qua, studiamo un po' di danza, che poi arriva Maria De Filippi, si arrabbia poi, perché poi nella sfida non rendete, poi mi dice a me, perché le fate ballare così, capisci? C'è questa voce. Capisci? Lo capisci questo? Lo capisco. Inventiamo una figura nuova. Per esempio? Lo sento dubbioso, Catello. Che ne so, della frutta. Sì, magari faccio la banana. Non essere inutilmente banale e volgare. Tu farai mandarino. Tu sei un bel mandarino siciliano e io sono un contadino affamato. Vieni qui, mio bel mandarinetto. Che vuoi? Allora, mettiti in posizione che ti sbuccio. Ma che sbuccio, lascia stare. Fermo qua, vieni qui, piccola grume. Fammi vedere la tua polpa e dammi uno spicchio. Ma che schifo, lasciami stare. Vieni, mio bel mandarinetto, fatti assaggiare del tuo contadinotto che ha bisogno della vitamina C. Ma quale vitamina C, Sì tu, Ora ti prendo e ti faccio una bella spremuta. Lasciami stare. Sospendiamo, grazie. Appoggia sempre, guarda. Stacca il collegamento, Lolli, che va a finire male. Catello e il suo coreografo. Vai a suonare, vai Catello. Ogni tanto qualcuno ci chiama così, certo. Delle varie cose che facciamo, ci fai complimenti. C'è Baldini in TV. Sì. C'è Baldini in TV, guarda. Dov'è? Stasera alle ore 21 in prima TV il film Il mio amico Babbo Natale.
con Linus Banfi. Linus Banfi. Ah, cos'è? Una fiction nuova? È già pronto a recensire, signor Grasso? Scusi, una domanda. Come sceglie lei? Com'è che sceglie le cose? No, quello da. Ad esempio, visto che ultimamente ha parlato bene. A secondo di quanto pagano. Ma dai, ma veramente? Ma si paga a rate o. No, come voi, in contante. Ah, con il mazzetto. No, poi lei va in banca. Io poi vado in banca così. E soprattutto molti si chiedono, come lei ha detto a lui per i film, no? Come fa a vederli tutti i programmi? Cioè, c'ha i registratori, si organizza? No, non ne vedo neanche uno. Come no? No, quindi sono. Glielo scrivono gli autori, come a me per i film. No, qualcosa lo vedrà, qualcosa vede. Quanto basta, sì. Ma lo vede tutto o vede solo l'inizio, quando capisce che la cosa non funziona magari, oppure funziona? Guardi, ieri mi sono visto una cosa su Satellite. Vediamo. Che si chiamava Cenere alle Ceneri, che era un inedito di Harold Pinter fatto per la Rai di Torino nel 99, che non è mai andato in onda, eccetera, l'hanno fatto ieri. E com'era? Tremenda. Capisce perché non è andato in onda. C'erano tutte le premesse, però insomma, fosse per dire che l'ultima cosa positiva che ha scritto, io forse lo so quale, perché l'ho letta. Io non me lo ricordo. Glielo dico io, su Barbareschi. Sì. Il film che ha fatto Barbareschi. Che lui ha sempre detto peste corna di me, e invece lei ha parlato bene di quella cosa. Bello, no? Che io purtroppo non ho potuto vedere perché i miei impegni mi portano da convention a convention. Sì, se lui fa l'attore è bravo. Se fa Barbareschi un po' meno. Un po' meno, quindi come attore è stato bravo col sigaro. Io ho visto qualche immagine dei promo. Voi di Radio DJ, cosa amate in TV? Che domanda? Risponde Linus. No, perché voi di Radio DJ, dico voi di Radio DJ. Beh, la Bignardi sicuramente. No, Gerry Scotti, loro sono Gerry Scotti. No, dai. Perché lui è rimasto molto colpito. Io un mese fa ho fatto una cosa col dottor Grasso, nella quale, parlando di comunicazione di radio, ho parlato molto bene di Gerry e ho visto nei suoi occhi uno sguardo un po' interrogativo, come se io stessi caricando troppo le attese nei confronti di questo mio ex collega e tuttora amico, insomma. Probabilmente sono stato un po' esagerato nel testo e nelle lodi, però insomma io conosco il suo potenziale e ne rimango comunque un grande fan, pur non apprezzando magari alcune sue scelte artistiche. Io al suo posto tipo non avrei quella mai di fare passaparola a vita. No, passaparola secondo me è una specie di terra di mezzo, nel senso che è un terreno neutrale della televisione. Era per Amadeus. Eri per Amadeus? Sì, non è vero. Sì. Tra l'altro, sai che Passaparola è stato il programma che ha sostituito me. Super Bowl, è ancora dura. Certo. Sai, il periodo più bello della mia vita. Sì, immagino. Sai che la sostituzione. Sì, quella è stata meravigliosa, però la cosa bella è che io andavo in onda, indovina cosa dimenticavo? Le domande. Cosa vuoi che sia? Un quiz. Io dimenticavo le domande, dicevo, le domande, le ho lasciate in camerino, scusa, perché per me era l'ultima cosa. Scusate, allora siamo alle ore 14:25 su Canale 5. C'è un interno coscia in primo piano. Guarda, scusate, mettete su Canale 5. Adesso scatta la lingua. Attenzione. Wow. No. Questo cos'è? 100 vetrine. È il Moige. Questo è il Moige. No, devo dire che per quest'ora qui, insomma, non è che. Vabbè. Sì. Cosa abbiamo? Cosa ci. Senti, abbiamo la rubrica scientifica, quella la sai, no? Abbiamo preso Sì. Allora ci siamo. Siamo pronti? È un programma che ci hanno rubato, caro Linus, quelli di Rete 4. Cos'è? Sai perché? No? Senti, vai. Eccola. Ciao Nicola. Ciao Rosario. Ciao Linus. Ciao Aldo Grasso. Sai perché? No, non lo sai? No. Allora te lo dico io, perché sai perché ti dà fastidio leggere l'adesivo grazie, arrivederci sulle porte a vetri delle agenzie funebri? No. Non lo sai, dovresti saperlo. Ehi, lo sai perché se mentre viaggi a 150 all'ora un lavavetri riesci a lavarti i vetri o corre veloce o l'hai investito? No, non lo sai. Dovresti saperlo. Ma me lo dici tu, no? Ma queste cose vanno sapute. Certo. E se le cose non si sanno, ci sono io. Perché sono quello di sai perché? Ecco, va bene. Sai perché Cremonesi non leggerà mai la critica della ragion pura di Kant? Questo lo so. Non lo sai perché? No. Guardalo in faccia. Sai perché è meglio non farsi la coloscopia con il videotelefonino?
Posso immaginarlo, ma non lo so. Dipende dal modello di telefonino. Esatto. Adesso non vorrei. Ce ne sono di piccoli. Ehi, non dubitate dei miei perché. No, non mi permetterei mai. Ehi, sta voce angosciante. Ehi, sai perché Baldini crede che Platone sia solo il nome di un cavallo che corre alla seconda di San Siro? No, non lo so. Non lo sai? Ma roba da matti. Non ne ho più. E a proposito, Baldini, ma tu lo sai perché, ad esempio, perché è stupido fare la roulette russa con il caricatore pieno? No. Non lo sai? No. Dovresti saperlo. Va bene, questo è il nostro Sai X che. Sai perché? Sota, ciao! Senti Lolli. Mettiamo una canzone, allora. Dai, sì. Linus, senti sto pezzo che ti faccio sentire. Dovete sapere che qui ci arrivano un sacco di CD. Anzi, volevo dire a tutti quelli che ci mandano CD, mandati a me. cantanti, ecco, che noi non accettiamo e non teniamo CD che non siano depositati in SIAE. Cioè, che qui c'è una ragazza, ci è rimasta un po' male, mi ha dato un CD e ha detto: guarda, è iscritto SIAE, mi ha detto no, ancora no. No, perché poi possono succedere delle cose e allora io preferisco. È arrivato un CD nuovo ieri di un gruppo che si chiamano, com'era? Cubeta. Mai sentito neanche sono io. siciliani e si capisce subito dall'inizio del pezzo che inizia con un marranzano. La canzone si intitola, scritto con la K, Cuturis, che tradotto in italiano chi te l'ha detto? ma chi te l'ha detto? Cuturis. Allora lo sentiamo così a scatola chiusa. Noi lanciamo ogni tanto dei pezzi nuovi. Qui c'è Radio DJ, mi potete male dire... che vada richiudiamo la scatola. Male che vada richiudiamo la scatola. Allora Cuturis Cubeta. E funky sicuro. Sei l'artefice della tua incolumità. Cuturis, ma chi te l'ha detto che sei l'unico ad avere guai? Cuturis, 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 che gli asini non volano, stai volando già. Cuturis, che non hai bisogno di lubrificare la realtà. Cuturis, 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 Cuturis. Allora baciami adesso, ai 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 ai, baciami adesso. È arrivata la Flavia Cercato. Dov'è? Ma non è più a Radio 2, Flavia. Dai, Cercato. tutti in coro. Ma no, Baldini, meglio, ma sei una cosa. Certo, Baldini è proprio una cosa. Con la finezza che lo contraddistingue. Sì, certo. Io mi sono un po' io mi sono raffinato, mica prima adesso, ma tu proprio sei niente, anzi, più avanti vado e più mi ingrezzisco, mi spessisco sempre di più. Cuturissi, bravi. Flavia Cercato non è più con noi. No. Radio. Dov'è? La Play Radio, Play sei? Radio. Tutte le radio del mondo. Ormai aprono tutte Play Radio, c'è 101, com'è? Sì. No, R101, 101, sì. quella lì dove c'è Gerry Scotti, no? Sì, E la Rai, cioè scusa, la radio di Mediaset. Sì, di Mondadori. No, di Mondadori. Sì. Voi non c'entrate niente con... No, loro sono dall'altra parte, direi. Senti, una volta per tutte scusa, è arrivata una cosa su Borghezio, visto che prima abbiamo scherzato, vedi? Adesso poi Anza, vai. se noi scherziamo, ragazzi, facciamo battute su tutto. Allora Borghezio dice: se il treno fosse arrivato 5 minuti dopo in stazione, quei ragazzi mi avrebbero ammazzato. Interrogazione parlamentare dei DS, 2 punti, il governo ci spieghi il perché di questa vergognosa puntualità di quel treno. Cioè, roba incredibile. Arriva Umberto Tozzi! No, scusa, quello di prima, è quello che limonava prima. Ecco, vedi come fai sti gesti? Ma non si vedono per radio. Ma c'è il pubblico, ci sono delle signore. salve. C'è il pubblico con delle signore qua in prima fila e lui fa gesti. Non è carino. Non è carino. certo. Non è carino. Non è Stavo dicendo una cosa, mi sono dimenticato. Delle radio, non era importante. Le classifiche delle radio. Qual è? Diteci qual è la Quella radio vera, più ascoltata. Lei lo sa? In assoluto, a parte Radio 1 che diciamo che
via Radio 1. Dopo Radio 1 chi c'è? Radio DJ. Hai visto come te l'ha detto? E dopo Radio DJ? Dopo Radio DJ chi c'è? Non vi conviene entrare in questa classifica. Ma no, io voglio sapere perché devo sapere dove lavoro. Capite? Cioè, sono 4 anni. No, ci sono 2 dati diversi che vengono dati: il giorno medio e la settimana. Sul giorno medio attualmente c'è Radio 1, Radio DJ, Radio Maria, RDS. Capito? RTL. Hai capito? E Radio 2, credo. Non vorrei sbagliarmi. Siamo sesti. Siamo come Livorno. Giusto, Cirri? Giusto, Cirri? No, tra l'altro con Cirri. Qui c'è anche Cater Sport. C'è proprio oggi grande giornata, veramente. Prossimo di Cater Sport, radio. Oggi c'è Cassano che ce l'aveva con voi. Sì. Gli avete dato il brocco dell'anno, quindi terzo. Quindi noi siamo sesti. Sì, ma in questa fascia secondo quella che stiamo bene noi in questa fascia. Questa fascia siamo nella fascia di Cirri. Sai quelli che devono essere sempre democristiani. Sì, stiamo bene. Ma torneremo tutti in televisione un giorno, un giorno molto presto. C'è Ballandi che odia la radio. Mi dice così: la radio. Stai ancora lì chiuso? Fatti vedere, ma non è chiuso. Non vogliamo fare un bel programmino, 15 puntate, una bella scala, una scrittona. Ti porto da Stinofano 8 milioni. Facciamo un po' di e un po' di aneddoti sull'Orietta Berti. Sì, Orietta Berti c'ha 164 appartamenti. La dice sempre, non come la Patti Bravo e la Bertè che si giocarono tutto. Invece lei 106, però lei quando andava a fare le serate partiva Osvaldo alla guida, lei di lato e dietro il tastierista con la tastiera. Così si narra, no? La serata dietro le acque. Tornavano sempre a casa tutte le sere e il lunedì lui andava a Bologna a comprarsi un appartamento. Hai capito? Faceva serata a Reggio Calabria, tornavano a Bologna la notte. Sai che vuol dire fare a Salerno Reggio Calabria di notte così? Con Osvaldo alla guida. Poi Ballandi dice sempre: tu devi guadagnare i soldini e gli devi dare l'ergastolo. Devi dare l'ergastolo, cioè li nascondi per tutta la vita. Sì. Devi volare basso, perché volare basso per schivare i sassi. Fa più rumore. Un albero che cade che 100 che crescono. Vedi? Ne so 1000, un giorno corre la lepre, un giorno corre la volpe. E quando tu gli dicesti qual è la differenza? Perché un giorno no, quando a proposito di che cosa? La cosa più bella quando gli disse: però questa è sempre la stessa storia, ormai lo vedono da un sacco di tempo. Io non posso fare lo stesso programma, Bibi, io voglio tempo per fare un programma televisivo, ho bisogno di ricaricarmi, creare pezzi nuovi, Rosario, pensa, la messa e 2000 anni che la fanno tutte le domeniche ed è sempre la stessa ed è pieno così. Ed è pieno. Sì, E lui una volta che ti dice una cosa così ti smonta. Una volta andai ospite da Adriano Celentano quando fece 125 milioni di cazzate. Allora quando tu Linus era autore Linus. Anche tu eri autore di Risio, anche era cantante famoso di Risio. 80 ci vuole calma e sangue freddo. Quando vai da Adriano c'è l'incontro con Adriano. Adriano non arriva subito. Tu stai lì, è lento, giri per lo studio per un'ora, 2 ore, c'è 3 riscaldamento. Poi prima arriva Claudio Mori e ti dice: sta arrivando Adriano. Tu arrivi, poi passano 3 persone coi cammelli, arriva la Stella Cometa, tu vedi Condorelli, e arriva lui dopo. Arriva lui e poi ci si incontra e si va in un camerino 180 metri quadri con tappeti. Allora eravamo lì, io e Adriano seduti tipo sulle 2 sedie, ci guardavamo uno negli occhi dell'altro. E cos'è che facciamo? E io non lo so, Adriano, qui vedi tu. E no, perché e cosa? Perché uno pensa che faccia finta. E invece no, così. Allora, mentre parlavamo, a un certo punto c'era la porta, si apre la porta di questo camerino e fa testolina, capoccetta, Bibi Ballandi. Si accorge che io sto parlando con Adriano e fa così: scusate, non mi disturbo. Riunione di volpi, stragi di galline. E chiude la porta e se ne va.
Meraviglia! Ma che roba! Meraviglia! Ma c'è la pubblicità, la mandiamo dopo, che è un attimo, perché questa è ancora più bella. Sì. La più bella fu, secondo me in assoluto, dove Bibi come metafore si è superato, fu questa prima edizione di Stasera Pago Io. Vado da Bibi perché c'era uno che lavorava nel nostro gruppo che metteva un po' di zizzania. Succede in gruppi di lavoro che superano le 40, le due unità. Esatto. Succede. Vado da Bibi e dico: Bibi, guarda, è impossibile sta persona che parla male di noi dietro, dai, su, siamo tutti un gruppo, per favore. Rosario. Ma anche te con sto nome. Così, Rosario. Ti vuole bene per questo, sì. Pensa. Gesù. Già ti dice lì, già. Gesù. Erano in 12 e uno l'ha tradito, pensa te, su 600. Pubblicità. Vai. Allora, zia Dalgisa, stavolta te lo dico, basta con le solite sciarpe che mi regali a Natale, non ne posso più, non le porto. Lo capisci che le tonsille le ho tolte a 11 anni? Fai una cosa, quest'anno mettitela tu che fa freddo e fai un salto in BNL, almeno lì trovi qualcosa di originale. Come MyCash BNL, la carta prepagata ricaricabile da 20 a 1500 euro anche senza conto corrente. Con MyCash BNL tutti felici e contanti, anche quella rompi di mia zia Dalgisa. Prezzi, principali condizioni economiche e normative nei fogli informativi presso gli sportelli della Banca Nazionale del Lavoro. Ciao Christian. Ciao Massimo, ma cosa fai quest'anno per Natale? Vado a Miami, in Florida. Adoro Miami, belle spiagge, belle donne, Ferrari, yacht, discoteche, un divertimento sfrenato. Bella, ma quanto ti costa sto biglietto, una cifra? 7 euro. Solo? Ah, last minute. Allora vengo con te. E allora sali, sì, no? Ma che andiamo col motorino a Miami? Ma che Miami? Noi andiamo al cinema, no? Dal 16 dicembre c'è Natale a Miami con Massimo Boldi e Christian De Sica. Natale a Miami al cinema. Ma hai sputato in un occhio così fatto. Vabbè, ma sono cose naturali. Buongiorno, sono l'Uccellino, amico di Del Piero. No, lui non c'è, è sempre in TV insieme a Cristina Chiabotto, Miss Italia. Ha mandato me per farvi gli auguri da parte loro e da parte di Oliveto e Rocchetta, Acque della Salute. E tanti auguri anche da me. Viva Radio 2. Hey! Ci siamo! Guglielmo Mariotto! Foxy! 9! 8! Certo, 8. Chiaro Chiabotto! 9 per un totale di 24. Io sai che l'altra sera, ti giuro, ho guardato Ballando con le Stelle perché volevo sentire Foxy John a tutti i costi. Quando dice Guglielmo Mariotto 9. Tra l'altro è un mito della radio. Devi vedere Ballandi fra le stelle comunque. Chi? L'ho visto, lo vedo sempre lì seduto in prima fila che applaude insieme all'amico del dottor Grasso che è Paolo De Andrés, che salutiamo, certo. Che il signor Grasso lo nota sempre, vero? Ho fatto una battuta che quel programma si chiama Ballandi con le stelle, adesso certo. Lo utilizzano tutti, ho visto. Ah sì, certo, Ballandi con lui era facile, devo dire che era facile. Era. Ballandi con le stelle, ma tu lo sai che io l'altra sera non se ne è accorto nessuno, a un certo punto guardo Ballando con le stelle e vedo Ballandi, allora che cosa faccio? Lo chiamo in diretta. Perché c'era un momento che c'era la Carlucci che parlava con la giuria, quella seduta in mezzo al pubblico, sì. Quindi dietro c'era Bibi, allora io dico ora faccio il numero, ma così mai penso che lui possa avere spento, il telefono. Allora vedo io in televisione, vedo Bibi che fa così, tipo che si tocca la giacca e dico no, c'è il telefono. Che cosa fa Bibi? Indovina? Risponde, si mette il telefono e fa pronto? Sono Rosario. Televisione. Aspetta, allora gli facevo, lo sai che ti sto guardando, lui come un bambino, davvero? E gli faccio, alza una mano. Vabbè. Come va? Io ti prendo la registrazione e lui che cosa faceva? Alzava la mano, ma non tutto il braccio in alto, faceva così. Certo. E io gli facevo, ti ho visto. E io ho detto, piega la testa. E lui piegava la testa. Immagini chi lo vedeva, dice un pazzo. Sì, era meraviglioso. Cioè, io godevo da solo perché guarda che roba. Sì, era la tua televisione personale. Beh, una volta è successo, signor Grasso, non so se lei l'ha notata sta cosa. Io chiamai sempre Ballandi per fare lo stesso scherzo. E gli dissi, gli dai il telefonino a Baudo, che era in diretta,
Allora Baudo prese il telefono e dicevo: Baudo, dai, vai a dare un bacio a Del Noce. È vero, e lui lo baciò Del Noce, e poi Del Noce sappiamo tutti come cosa gli è successo. Vedi come sei potente, Fiore, comunque. Si è messo come sei potente 2 tu. bypass adesso. Lei gli ha mandato gli auguri, signor Grasso? Sì. Però devo dire tutti. Non ho scritto nulla di. No, però tutti gli abbiamo mandato, insomma, buona pronta. No, salvo qualcuno. E lui l'ha fatto notare in tutti. Ha fatto una proprio conferenza stampa solo per quello, per dire chi non l'aveva chiamato. Indovina chi? Abbiamo abbondantemente letto oggi. Perché è lento. Certo. Lui il messaggio l'ha mandato, però non è ancora arrivato. Sì. A voi vi piace il calcio, vero? Molto. Vi piace. Abbiamo un grande campione. Abbiamo qua gli 8 punti di vantaggio, Linus. Gobbo. I meno 8. I meno 8 che stiamo per arrivare. Stiamo arrivando. Non c'è ancora il fiato sul collo, però stiamo arrivando. Adesso a proposito di calcio, attenzione. Sì, chiamiamo Cassano, dai. Chiamiamo Antonio Cassano. Dovrebbe già essere in linea. Antonio? Eccolo, Antonio, ciao, buongiorno. Un saluto veramente. Sì. Veramente a tutti quanti. A tutti quanti che siete lì. Oggi veramente sono. Un attimo, che c'è? Questi sono i cugini? Sono i miei cugini cassonetti che stanno qua. Esatto. Che per il di Natale siamo tutti insieme a fare musica. Certo, ieri non hai giocato, sei infortunato. No, era andata a comprare i regali di Natale. Certo. Era l'ultima domenica purtroppo con i negozi aperti, mo che certo, va, allora. vado a giocare. No. Sono stata a Bari Vecchia e sono andata a fare il regalo a tutto qua. E che hai comprato? Niente. Ho comprato, perché ho comprato? Tante cose belle. Glielo dico? Sì. Niente, ho comprato a Spalletto, gli ho regalato un telescopio. Un bel regalo, ma perché un telescopio? Così quando vado a giocare a Madrid, lui mi viene a vedere, capito? Con il telescopio sta crapapoluto. Sì. Non fa mai giocare. Poi ho fatto un regalo al figlio di tutti. E cioè? Una catena d'oro con attaccato una lupa a grandezza naturale sotto, con sotto Romolo e Remolo che ciucciano. Remo. Ma che se ne fosse a Remi? No, Romolo e Remo, 2 personaggi storici. Che dice ci sono nel film di Troy? Ma che loro si basano su. Un attimo, glielo chiedo. Scusi, per caso, sono nel film Trui? No, sono quelli che hanno fondato Roma, vedi tu. Va bene, ma ci sta a dire. Ha detto che ce l'ha fondato. Che ha fondato Roma. Ignorante io. A Roma quando l'hanno affondata? No, fondata, cioè costruita. Aspetta un attimo. Mi vuoi fare. Dici che l'hanno affondata. Ma che affondata? Costruito, che ha fondato. No, aspetta, dici che ora sto sentendo, dici che ha costruito. Chi l'ha costruita? Senti, ma non l'ha costruita, senti? Ecco, certo, giustamente sono io scemo a dirgli. Certo, comunque poi al portiere Doni. Sì? Doni? Sì. Che purtroppo a Natale non lo dovrebbero fare giocare mai. No, cioè non si chiama Doni. Sì, gli abbiamo regalato i guanti da vetraio. Sai quelle con le venduse? Sì. Così la palla almeno una volta gli rimane fra le mani. Certo, Una cosa incredibile. Come poi? si hanno preso ma non era una barzelletta. È alto, una minchia, ce ne fosse alto. Che le altre le palle gli vanno da sotto. Pronto? Sì? Siete sempre voi? Siamo sempre noi. Stavi parlandoci dei tuoi regali. Sai che, senti, ma ci sono quelli di Radio Kiss Kiss lì? No, DJ, Linus DJ, Nicola. DJ. Scusate, purtroppo non parlo inglese. Allora dunque non capisci. DJ, One Nation, One Station. Che ha detto? One Nation, One Station. Un attimo, un secondo. Dice One Station. E che dialetto? Non si capisce, saranno quelli di Kiss Kiss, sarà Pippo Pelo. Loro conoscono solo quella. Sarà. Perché noi conosciamo Kiss Kiss e Franco D'Alessio. Non conosciamo più nessuno altro. Senti, parlavi dei regali, dai, che regali hai fatto? A Silvia? A Silvia, c'ha presente Silvia, la sorella di Hilary? Certo, le ho fatto un bracciale con il suo nome tempestuto di diamanti. La cosina fine, però te la sei cavata con poco. 6 lettere, Silvia. No. Nel bracciale c'è scritto Silvia Blasi, virgola, tutto in diamante. Sorella di Hilary, virgola. Ricordati che c'è uno che ti sta pensando che si chiama Antonio, punto. Tutto di diamanti. Tutto tempestuto di diamanti, ci ho lasciato pure la targhetta col prezzo perché così almeno si vede quanto ho speso. Un attimo, che hai detto tu? È romantico, Antonio. Che è romantico? Ma che romantico, dai. Baldini, chiedimi
A domanda. Ti domando, ok. A chi ho fatto un regalo più bello? Va bene, allora a chi hai fatto il regalo più bello? Me l'hai chiesto? Sì. C'era il punto interrogativo? Sì, te l'ho allora chiesto. va bene. Ma sei scemo, ma me lo chiedi pure. Me l'hai chiesto tu, scusami. Secondo te, a chi ho fatto il regalo più bello? Tu me lo devi chiedere a me. Non lo so, a chi hai fatto? A chi l'ho fatto il regalo più bello? Non lo so, sto pensando un attimo. A chi non lo so. Alla mia Ferrari. Ah, certo, la tua Ferrari. La porto a Parigi. Ah, vai in Francia in auto? No, guarda che regalo è. La porti in aereo con me. Io e lei, tutti da solo a Parigi per una settimana. Vabbè, senti, volevo salutare a te. Sì. Volevo salutare il signor Gro. Ah, lo conosci? Sto scherzando, io lo leggo tutti i giorni, lo leggo sulla Gazzetta del Mezzogiorno. No, non è sulla Gazzetta, è sul Corriere della Sera. Come si chiama? Corriere della Sera. Il Corriere di Alberobello, tutto quanto. Leggiamo tutto cool. Le recensioni? Le recensioni? Io gente di Costa Galera non ne voglio sapere. Lasciatemi stare, per favore. Ti saluto io e i Cassonetti. Saluto. Grazie. Ciao, arrivederci. Quasi in chiusura, ci manca solo. Sai che noi abbiamo qui un collegamento diretto con via da Procida. Via da Procida a Milano, dove abita Mike. Abita nonno Mike. Dietro, certo. Via Giovanni da Procida. Lo sai che ogni tanto cosa dice Mike? Mi hanno detto quello che dice in radio. Dovrei querelare. Ma sei matto, È vero, signor Grasso? Una volta gli ho detto, ma perché tratta così male i bambini? Io non sono capace di imitare, ma ha detto, ma non sono io, è Fiorello che è colpa sua che dice che li tratto male. A me mi dice sempre, quando ci incontriamo così per girare un po' di pubblicità, ti dovrei querelare. Ma me lo dice serio. Prima o poi te lo farai. Sì. Prima o poi ti querelo, lo sai. Io mica sono stata a letto con le gemelle Kessler. E poi con la Carrane anche. Perché lui le prende sul serio. No, che non era poi la Carrane, era Enzo Paolo Turchi che si era sbagliato. Che ricordi? Certo. Ancora peggio era. È meno male che non ha capito, quindi. Meno male. Se non ti querelava davvero. È vero, lui era convinto della Carrane, ma la gag era diversa. Però ci pensa prima, cioè va indietro col pensiero a vedere se... Scusa, abbiamo una telefonata. Sì, una telefonata. Pronto? Giampiero Galeazzi! Ciao. Saluto. Come vai? Finalmente parlo dai microfoni della radio di Stato. No, da 4 radio private che fanno tutum tutto il giorno. Schifo quella di Linus che è qua. C'è Linus qua. Ciao Linus, grandissimo. Ciao Giampiero, piacere, come stai? Complimenti per la maratona, sempre. Spacchi le palle dalla mattina alla sera con sta maratona. Grazie mille. Oh Rosario, io sto qua a Milano, sono all'Ermitage. Adesso vengo lì a trovarmi, che ieri ho fatto quelli che caccio con Caputi. Hai presente Caputi, no? Quello che la Rai l'ha mezzo squalificato perché si è messo la maglietta della moglie. Qui Gatta Ciqueva lì. Gatta Ciqueva. Poi domenica mi metto io un dolce vita dei pizzia, voglio vedere che succede. Capace che mi danno 15.000 euro di multa più l'obbligo di uno mattina per 3 turni. C'è il Grasso che vuole dire una cosa. Senta, ma Variale come l'ha presa che lei l'ha portato via al posto? Sta cadendo la linea. Non si sente? Capito. Sento male. È in galleria? Sto in galleria, sì. Non so se ci passo dalla galleria, però. Non l'hanno fatta abbastanza larga, capito? Grazie Giampiero. Ciao, mitici. Chiamatemi quando volete. Vabbè, lasciamoli in linea. Grandissimi. Ciao. Chiamatemi ogni giorno, io alle 2:15 seguo Viva Radio 2. Ciao, mitici. Ciao. Ma vaffanculo, ma io alle 2:15 sto in piena pennica. Chiudetelo, grazie. Vabbè dai, di bene in meglio. Andiamo a vedere se becchiamo nonno Mike. Nonno Mike, sentiamo se c'è a quest'ora. C'è. Allora Meneghini, siete ancora nella terra di Brighella? Beh, sì. Ma vi hanno fatto entrare al casello? Sì, ci hanno fatto entrare. Vi hanno visto bene? Come ci hanno visto bene?
Vi hanno fatto entrare subito o vi hanno spurgato prima nell'accetto? No, ormai siamo ancora a Milano. Uno, la 2 o la 3. Questo ogni tanto. Colpo di scena. Lei sta bene? Beh, devo dire che questo fine settimana ho portato la mia famigliola al cinema. Pensate, siamo andati a vedere Natale a Miami. No, si dice Miami. Che Miami, cioè non mai. Che è sta roba? Vuoi saperlo meglio di me? Io ci ho vissuto, in gioventù ho fatto il baglino a Miami Beach. Lo sapete? Okay. Devo dire che ero famoso per la respirazione che pratica. Insomma, quando dovevo rianimare qualche giovane giumenta. La respirazione bocca a bocca? No, ovviamente la corpo a corpo, amici ascoltatori. Devo dire che qualche volta alcune anziane signore del luogo, pur di farsi abbrancare da me, facevano finta di annegare. E lei le salvava, però. Non ci cadevo mica. Vabbè, tanto loro facevano finta. Certo, mica tutte. Qualcuno purtroppo è andato a dar da mangiare. Purtroppo, dicevo, qualcuna è andata a dar da mangiare ai pesci. Ma io non potevo saperlo, poi punirne una per educarne 100, amici ascoltatori, così imparano. Com'è stato il film Natale a Miami? Devo dire un po' spintarello, Dovrei dare una tiratina d'orecchie a Boldi e De Sica. Pensa, più di una volta ho dovuto coprire gli occhi a Leolino, lo sai? E poi ho speso 2.550 euro. Scusi, ma quanto costavano i popcorn? Non sono i popcorn, è che la Daniela non sopporta di avere davanti e dietro degli estranei. Allora ho dovuto comprare tutti i 300 posti a sedere, compresi quelli in galleria, amici ascoltatori, perché le dava fastidio lo sguardo degli altri dall'alto. Pensate, vabbè, ma ora devo rientrare nella spesa. È pronta la piccola tarma per la telepromozione? Dov'è? Sono qua, che bello! Adesso facciamo la televisione. Non vedo l'ora. Mi scusi, ma lei è la persona anziana con cui devo lavorare? Che cosa devo fare? Devo attraversare la strada o la devo accompagnare in bagno? Devo fare attraversare la strada. Aiuto. Si è marmificato. Bene. Allora, se attraversiamo la strada, ti spingo sotto il primo pick up che passa. Se invece andiamo in bagno, ti impicco alla catenella del water closet. Dunque non ti conviene fare né l'una né l'altra cosa. Mai, scusa, non perdere tempo che siamo in ritardo. Allora, Mario Bianchi, tu pensa a tua moglie, va bene? E pensa alle corna che hai in testa. Per tua norma e regola, se c'è qualcuno che è in ritardo, lo sai, quella è tua moglie. Sappilo. Io mi preoccuperei, preparati ad allargare la famiglia. Ok, non alzare mai più la cresta e manda la sigla. Ma cosa si deve sopportare? Allora, per la tua igiene personale, da oggi ci sono i nuovi bastoncini per le orecchie di Rovagnati. I famosi cotton pork. I cotton pork, flessibili e morbidi bastoncini in puro suino. Chi è sto rumore? Funziona! Guarda cosa è uscito fuori. Ora ci sento meglio. Mamma mia. Oi là là. Ma cos'hai nelle orecchie? Miele di acacia. Che schifo. Ci senti meglio? Allora senti questo, non rompere i maroni, va bene? Se no ti prendo a badilate, sulle rotule. Mario Bianchi, Stambecco, dai, fai partire la sigla e ricominciamo, vai. E i cotton pork anche nella versione codino di maiale a forma di spirale per penetrare più a fondo nei vostri padiglioni auricolari. Ancora? Che schifo. Guardi quanto mi è venuto fuori. In effetti tu hai bisogno di una pulizia più accurata, è vero. Mario Bianchi, ce l'abbiamo ancora quel trapano, quella punta grossa della Black and the Car, ce l'abbiamo, che abbiamo usato per fare i buchi nei camerini, quello per spiare le ballerine. Avete presente? Sì, Mike, te lo porto subito, arriva. Eccolo, allora piccolo, vieni qua che adesso risolviamo il problema. Porgimi la tua tromba di Eustachio. Ecco. Poverino, gli fa male. Oi là là, amici ascoltatori, ma guarda come vien bene, si vede dall'altra parte, c'è nessuno qua dentro? È tutto vuoto, ci soffio dentro?
È proprio vuota, amici ascoltatori, roba da matti, è finito il bimbo? Ecco, non si muove più. Allora allegria, amici ascoltatori, alla prossima! E anche oggi povero Mike ha fatto danni. Allora siamo arrivati alla fine. Viva Radio 2, programma con Fiorello, il maestro Enrico Cremonesi, Marco Baldini, che domani sarà porta a porta. Signor Grazia, glielo consiglio, se lo guardi. Cioè stasera c'è Berlusconi, domani Baldini. Stasera c'è Berlusconi, stasera Berlusconi. E Matrix che farà? Non lo so. Cosa farà Matrix? Credo ci sia Bin Laden. Si danno il cambio? Certo. E l'avvocato Dormina da quella parte. Salutiamo dipende. tutti i tassisti di Milano. Io devo fare un saluto urgentissimo perché si parla di Lampedusa. Intanto salutiamo tutti i poliziotti, la polizia di Stato che ci hanno da fare a Lampedusa. Poi salutiamo Fofo e Carmela dell'Hotel Belvedere. Un abbraccio forte. Tu chi devi salutare? Tutti i tassisti di Milano che ci ascoltano, me lo dicono sempre. E allora, un applauso ai tassisti. Un applauso a Tango 12, Orso 21, 7. Il maestro Cremonesi e la sua band. Oggi hanno suonato poco, hanno suonato Sgro, Compress e Pacciani. Sono bravi, siete bravi. Sembra che ci abbia 2 fornelli a gas, Pacciani. Potevamo cantare. Aveva preparato tutti gli anni 80. Guarda, fammi solo l'inizio del Final Countdown. Mi piace come fa, guarda lì. Se bello, sembra il karaoke. Finisce. Basta, grazie Enrico. Grazie, così. Enrico, grazie. Hai sbagliato effetto, hai messo effetto giochi preziosi. Sembrava il giochi preziosi. I nostri tecnici. Comunque aspetta, una notizia, questa è bella, la diamo Enrico? Vai. Allora, prossima settimana Enrico Cremonesi sarà tronista da Maria De Filippi. Bravo. Cosa? Scusa, non ho capito. Farà il tronista. È vero. Con il Compress e poi noi ti diremo Roberto Flema. Gran tronista Bene, ringraziamo Aldo Grasso del Corriere della Sera, grazie di essere intervenuto, grazie. E ovviamente Linus Nicola Savino. Linus e Nicola Savino. Io adesso andrò al DJ Time, non appena finisco vado ancora un'ora, ce la farò per uscire, è uscita la notizia. Allora Baldini ha fatto di tutto per essere in puntata con Berlusconi a porta per chiedergli un prestito o farsi assumere come stalliere ad Arcore. Allora salutiamo i nostri autori mortacci vostri, uno eccolo lì, Dirisio, l'altro Bozzi, poi c'è Taddia e Cassini che oggi non ci sono. Poi ancora i tecnici. Stato Taddia oggi. Taddia oggi prendeva. Taddia è amatissimo da Aldo Grasso. Ha preso un liscio e busso mica da ridere. Allora salutiamo anche Sasà Bellistri. Ecco perché non è venuto anche oggi, due senza levare. Ecco perché non è venuto. Pino Berardi, Genesio Di Jacopo. Adesso ti svezzo. Ecco perché c'ho da fare, Marina da fare con Marina Mancini e Sergio Valsania, direttore di Radio 2, la band Marina e Alessandro Provenzano. Salutiamo il Trio Medusa, tutti i tecnici e la sede Rai di Milano che ci ha supportato. Tra l'altro questa cosa è molto bella perché l'ha cercato ospite lì, si è fidanzata con il mio avvocato ha il tuo indirizzo. Vabbè, non si può dire. Con chi sei fidanzato? Ce lo dice il diretto interessato. Ok. Volevo soltanto sapere se va tutto bene. Ma lavora da voi? E se per caso ha fatto un DJ set. Oh ragazzi, allora abbiamo capito. A che ora ci vediamo? All'8 o alle 9? Anzi alle 10. Vabbè, non abbiamo detto nulla, ragazzi. Oggi si fidanza, Cirri se sta con sto libello, che vuol dire? Esatto, loro sono amanti. L'hanno detto che io, sai, l'ha detto, ma Fiorello e Baldini sono un po'. È stato detto. Lui fa la donna, però. Io se fossi gay non ci sarebbe niente di strano di male, ma sicuramente non starei con te. No, nemmeno io. Se fossi gay sicuramente non starei con te. Perché io avere uno Bozzi che mi dilapida tutti i miei averi in una settimana a casa non è possibile. Ti immagini io e lui fidanzati? Peggio di Elton John. Peggio. Senti, mi firmi un assegno per favore, Fiorello? Sì, certo, come no. La mia madre, no, lì sarebbe tutto. Una volta ha detto la mia madre la stanno sfrattando. Non è vero. Mio padre pensa fuori e chiede l'elemosina. Ma non è vero, non l'ho mai detto. E tu c'hai
5 milioni da prestarmi. Ma se continuate a dire così a Baldini gli fanno pagare l'autostrada prima di prendere. Esatto. Sono l'unico al mondo. Non prende il biglietto, dai soldi. Abbiamo sforato di 4 minuti, spostate. Hola. Andate tranquilli. Di cosa parlerete oggi? Parliamo. Ecco. C'era un sospeso, Fiorello, se ben ricordi, sugli incassi. Ecco, come sono andati? Sì, allora abbiamo una registrazione della puntata di martedì perché io e te ci eravamo sbilanciati sugli incassi del weekend. Sentire? Senti un po'. Volevo chiedervi qualcosa io. Secondo voi, datemi un pronostico della classifica della prima settimana di Natale. Di Natale. Le sfide? Primo King Kong. Secondo? Pieraccioni. Terzo? De Sica Boldi. Voi dite così? È il sensitivo che parla, Fiorello. Guarda che lui è sensitivo, Sono sensitivo. No, può essere. Beh, come i sorteggi, no? Staremo a vedere, vediamo se avrete. Quando si saprà la prima classifica? Lunedì prossimo. Lunedì abbiamo registrato, Lolli. Aspetta, Baldini, tu che dici? È uguale a lui, King Kong, Pieraccioni, Vacanze di Mare. Io mi sbilancio. Allora, primo Pieraccioni, secondo King Kong, terzo Vacanze di Natale. Ok? Staremo a vedere. Vabbè, è una sfida. Tu, Roberto? Scommettiamo. Adesso vediamo, prima Melissa P. Secondo Enfant? A sto punto metti la marcia dei pinguini, terzo. Certo. Dai, allora. Tutte bestie. Ci fate sentire tutta la puntata. No. Questo è Posso dire una cosa? Sì. Tra l'altro King Kong quando ha saputo che Baldini ha scommesso su di lui si è toccato le palle. Ha rotto e quindi in retta d'arrivo. Allora, voi avevate detto King Kong, no? Allora, dimmi com'è la situazione. King Kong terzo. Vabbè. Pieraccioni secondo, Pieraccioni secondo, Natale a Miami primo. Ma di grande. Abbiamo sbagliato tutti e tre. Tipo quanti? Allora, Natale a Miami ha incassato più di 3 milioni di euro. Ti amo in tutte le lingue del mondo, 2 milioni. Vabbè. Una bella differenza. E King Kong? 1,9. Vabbè. Io mi sono sbagliato di uno, Sì, più o meno. Ho invertito il primo con il terzo. Va bene, allora buon per loro, insomma, sono sempre soldi. Auguri. Voi l'avete visto qui qualcuno? Chi ha visto il Natale a Miami? Nessuno. Chi ha visto Ti amo in tutte le lingue del mondo? Dite la verità. Chi ha visto King Kong? Vedi? Due. Vedi, King Kong ce ne sono tre. Vedi. Chi vota Berlusconi? Vediamo. Chi vota. Certo che Prodigo quella cosa lì si è giocato tutti i voti del Lazio, di Roma, tutto, certo che in comunicazione sono bravi. Secondo me Berlusconi ha fatto così. Autorete a secondo del. Grazie, linea agli spostati. Ciao.